Riteniamo che probabilmente la maggioranza sia molto contenta del fatto che in questo periodo natalizio le persone, i cittadini, saranno distratti a guardare i colori, le luci e a pattinare, lasciando magari qualche margine di manovra in più al sindaco, alla maggioranza per sistemare alcuni scricchiolii. Si traveste per un giorno da giornalista investigativo il consigliere d'opposizione Giovanni Govetto di Fratelli d'Italia e spoilera qualche cambio di assessorato nel presunto reimpasto di deleghe a suo dire imminente e parte con i suoi scoop. Do questo scoop così informo anche la consigliera che su questo è intervenuto plurime volte. L'assessore Gasparin salterà, quindi l'assessore ai sociali, alle politiche sociali salterà. Nel momento in cui sarà ufficializzata questa notizia, questa decisione che è già stata presa, già la sua ufficializzazione evidentemente certificherà un dato di realtà. Chi si è occupato fino a un certo punto di un aspetto importantissimo e fondamentale della gestione del comune, da un certo punto in poi, da brevissimo, verrà avvicendato. Questioni fisiologiche per ogni amministrazione comunale che nel pensiero di Govetto però segnalano problematiche sottese più importanti. Si può votare verde, giallo, rosso, non c'è un voto verde, va bene. No, ma dico, non c'è neanche il voto giallo. Vuole avere un altro scoop? Vi do un altro scoop. Salterà anche l'assessore all'ambiente. L'assessore all'ambiente, Eleonora Meloni, salterà. Anche allora noi è dall'inizio che su questo assessorato, come dire, evidenziamo, richiamiamo, diciamo. Il tutto sempre stando alla ricostruzione dell'opposizione dovuto alla poca comunicabilità con il Partito Democratico. E arriva così anche un altro scoop, per citare Govetto, in attesa di quello che diranno i prossimi consigli comunali. Ed è quello che, le do un altro scoop, succederà lunedì. Lunedì si discuterà una mozione sul femminicidio, sul patriarcato, che invece che essere occasione di dialogo e come dire, di condivisione tra tutte le forze politiche, creerà l'ennesima spaccatura su un tema che dovrebbe invece servire per costruire. Allora, capisce? Le do anche un altro scoop, anche la Rosy Toffano torni allora più spesso con tutti questi scoop. Anche la Rosy Toffano entrerà dentro questo girotondo di nomine. La Rosy Toffano, attualmente assessore ai quartieri, vedremo tra qualche settimana dove finiranno i quartieri.